C'è tua madre qui con noi, Harris. Vuoi lasciarle un messaggio e mi assicurerò che lo riceva? Sì, mamma, vuoi uscire da lì, per favore? Come sei noioso! Sto lavorando! Ci sentiamo, signora Harris. Ragazzi di Generazione Non Stop, ci troviamo al On Air Disco Pub a San Cataldo per questa magnifica serata di Halloween. Pronto? Vuoi divertirti un po'? Chi parla? Tu dimmi il tuo nome, io ti dico il mio. No, non ci contare. Cos'è questo rumore? Ops, me n'è partita una, non credevo mi sentissi. No, qualcosa che scrocchia. Stavo facendo il popcorn da sgranocchiare davanti a un film. Carmelo Schillaci e Giuseppe Pinzino. Questa sera, serata organizzata appositamente per Halloween. Voi per Halloween vi sentite un po' più lupi mannari, un po' più zombie, un po' più mummie, forse pecorelle. Pecorelle. Fanno i bravi ragazzi allora. Siete pecorelle? No, pecorelle no. Più che altro lupi mannari. Ma una via di mezzo, diciamo, lupi mannari troppo forte. Vuol fare per forza il bravo ragazzo, vabbè. Buon lavoro ragazzi. Grazie. Alors on danse. 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 E per la festa di Halloween siamo anche con Girolamo e Umberto. Voi siete qua a lavorare comunque stasera, non si può assolutamente sgarrare, non potete andarvi a divertire. C'è qualcuno che bussa da questa parte, vabbè, non fa niente. Ah, non è vero che lavorate, dicono. No, è bene. Lavoriamo e molto. Ragazzi, voi siete più mummie, siete più lupi mannari, siete più stregoni. Come siete stasera, notte di Halloween? Stregoni. Con le donne bisogna essere come? Un po' spacciati. Un po' spacciati e quindi Molto aperti. molto aperti con le donne. Una donna spuntare da sotto il letto, che ti fa spaventare. Speriamo. Ma che cazzo? Tuo ragazzo è più mummia o più lupo mannaro? Mummia. Non ha risposto. Il lupo mannaro. Lupi mannari. Lupi mannari. Lui dice lupi mannari, tu cosa dici? Lupi mannari, ovviamente. Sono lupi mannari, sicuro. Sono zombie gli uomini oggi? Ah, un pochettino. Stanotte sapete che è la notte di Halloween, probabilmente magari non dormite neanche, avete gli incubi. No, veramente no. Gli incubi hanno ricominciato a tormentarmi e sembra stiano peggiorando. Possibilmente da sotto il materasso potrebbe spuntare qualche mano e magari non ti farà dormire. Via libera! Oh, che ti farei con quella camicia da notte? C'è mancato un pelo. Dio santo. Gli uomini è vero che sono sono lupi mannari, sono mummie, sono stregoni. Come... Non puoi dire io sono un lupo mannaro, uomini in generale. Io singolarmente lupo mannaro, piacere. Ok, piacere. Lupo mannaro. Le donne secondo te come sono? Mummie o lupi mannari? Lupo mannaro. Anche loro. Sì. Stanotte può succedere di tutto perché ci sono i lupi mannari in giro. Ci divertiremo tantissimo con i lupi mannari. In che senso? In che senso? No, dico, ma lo sapete che la notte, dopo la mezzanotte, può succedere di tutto nella vostra stanzetta, no? Brutto psicopatico!
credo di avere un braccio rotto. Scusate. Voglio la mia mamma. I zombie e le mummie. Non abbiamo paura perché c'è lei che ci salva, capito? Ah, tranquillo. Lei è come si chiama quella del telefilm? Buffy. Buffy. Quale? Lei è Sina, la donna guerriera. Perché la chiamano Xina, la donna guerriera? Perché è aggressiva. Ciao, Buon Halloween. Grazie, buon Halloween. E in bocca al lupo. Giuseppe, scusa, Giuseppe, non mi dire che balli realmente così, vero? No. Stavi scherzando, vero? Stavo scherzando, ok. Ciao Giuseppe, allora. Ciao. A chi vuoi salutare? Salutiamo Fabio. Fabiola, tutti i tecnici di buon pensiero, l'associazione Summer. Serata molto pericolosa. Sono zombie in giro, sono mummie, gente allupata. Già. In modo particolare l'amico Michele che è un po' allupato. Allupato pazzo, guarda. Che hai inviato il tuo unico figlio su questa terra per sconfiggere quella tigre ruggente. Tu che spero metterai una buona parola per farmi entrare nel grande fratello. Sembri un picchio rosso, sembri. Un picchio rosso. La notte non si dorme, gli incubi. Avete chiuso con dormo meschinazzo? Amica travaglia, il poverino non legge più. Siamo con Marco Pintavalle. Marco, fammi vedere cosa bevi. Acqua, ragazzi. Allora Marco, questa sera di Halloween hanno deciso di scegliere anche te tra i DJ presenti questa sera. Per fortuna sì, lavoriamo. Sempre i soldi, pensano tutti ai soldi, ma com'è? Sì. Ma questa notte potresti anche non dormire, potresti avere gli incubi. Speriamo di no. Ragazze, che belle ragazze! Da qua c'è una visuale fantastica. Voi avete paura della notte di Halloween? No. La notte delle streghe, come no? Niente proprio. La notte dei lupi mannari! Noi siamo le streghe. Ancora tu con le streghe! Zombie. Mummie sono delle mummie. I ragazzi sono più mummie e zombie. Dovete fare il primo passo voi allora. Lo so, ma come dormono? Se state sedute, No, siccome ci fanno male i piedi. i ragazzi ballano e dicono le ragazze dormono. No, perché ci fanno male i piedi, ci stiamo riposando un poco. Non avete mai pensato di adottare scarpe più basse, ballerine? No, perché già siamo basse, capito? Quindi ci mettiamo le ballerine. Vabbè, ma si dice che donna... Vabbè, lasciamo perdere questo. No, niente. Allora danse e vieni ancora. E vieni ancora. E vieni ancora. Ma i ragazzi oggi sono un po' lupi mannari, sono mummie. Ciuppilo per tutti! Non si può dire questo in TV.